Mi chiamo Ioan Francesco Mattei, ho 34 anni, sono professore di lingua e di cultura corsa a Pratica Lingua e di nu all'educazione nazionale al Collegio di San Disei in Bastia. L'isola dove campo, un'isola di un Mediterraneo e un luogo dove ho passato per la più gran parte della mia vita. Le ricchezze della Corsica ce ne assai, ci sono le ricchezze vegetali, ci sono le ricchezze minerali, ci sono le ricchezze culturali, ma penso che la ricchezza della Corsica è la gente che ci sta. Mi sento poco preso o più spesso di un tempo so bene, perché c'è gente che tengo caro che è qui e ha un grande interesse per ciò che si passa in Corsica in quanto all'informazione, in quanto alla politica, in quanto alla cultura, in quanto alla nostra piazza in Mediterraneo, alla nostra piazza in Europa e alla nostra piazza nel mondo. Dopo è sicuro che come tutti i luoghi, come tutte le persone che si impegnano per questo luogo, mi accade di avere uno sguardo critico e negativo nella società, non ciò che noi facciamo di collettivo, ciò che non facciamo mica di collettivo, ma mi accade noi di essere veramente fieri di ciò che noi riusciamo a fare. E i piccoli individui, così ogni persona ne usa scorno, e di noi ciò che noi riusciamo a fare di collettivo. Io questo bene, e altro di noi, mi piace viaggiare, mi piace viaggiare fisicamente e mi piace viaggiare di noi in quel momento. Viaggio spesso e mi interesso assai a ciò che si passa nel mondo, anche pure senza pensare a Corsica. La bene per me, la bene di Corsica gente a gente. I corsi e gente che campa in Corsica, quelli che giungono, quelli che partono, magari non allego a Corsica, hanno spesso e sempre quasi riuscito a ritrovarsi nei punti importanti della vita dell'uomo. L'ecologia, la cultura, l'idea di liberazione individuale e di noi ha sempre riuscito a rigascare in questi obiettivi. È vero che ci sono state ore goffe, ma ci sono state ore belle. Per me la bene di piuttosto studiare, sento che sono professore, sento che c'è un vero interesse in quanto a geografia, cultura e ciò che si passa in Corsica. Penso che i giovani che giungono e i giovani che nascono qui hanno una vera raichera a Corsica e una raichera che è dipassionata, che è schieda. Sono gente di un'isola e avanzano insieme e penso che la bene è chiaro. A Corsica in una parola sarebbe luogo.